Il presidente Santino Lopresti oggi all'Aragona Stadium Totò Russo per accogliere la rappresentativa allievi regionale. Presidente, un saluto era doveroso da parte della federazione. Io ringrazio intanto l'amministrazione comunale, ringrazio il sindaco Pendolino per aver messo a disposizione questo bellissimo impianto. Era giusto che un impianto che da poco inaugurato, avesse anche la presenza della federazione, il presidente Morgana e tutto lo staff che coordina le rappresentative per avere qui oggi una rappresentativa. Domani continueremo, impegneremo ancora questo campo e questo è estremamente importante, non solo è importante per noi che giriamo nel territorio, ma è importante perché anche le amministrazioni vedono vedono la gratificazione di un lavoro fatto. Io devo fare un in bocca al lupo a Lillo Capraro, a tutto il suo gruppo, che allo staff della rappresentativa. Si inizia un percorso, speriamo che si arrivi fino alla fine. Voi sapete che abbiamo sospeso noi per 2 anni il torneo delle regioni, invece oggi si riparte, speriamo che si possa arrivare a svilupparsi. Questo torneo si farà in Veneto, sembra a Peschiera, e poi invece a Bolzano faremo quello del calcio, a Bolzano faremo quello del calcio 11, a Peschiera faremo quello del calcio a 5, e quindi nei 2 periodi poi che sarebbero di Pasqua e subito dopo quella pasquale di fare questi due tornei e vedere di nuovo la Sicilia rappresentata da ragazzi che vogliono difendere i valori, che sono i valori che lo sport può trasmettere della Lega Nazionale Dilettanti, cioè quello dello stare insieme, della solidarietà e del rispetto delle regole.